Quale sarà il futuro del capannone sindacale del petrolchimico di Porto Marghera? Il passaggio di proprietà dall'ENI al Comune di Venezia di una struttura testimone di una parte importante della storia industriale di Venezia e tuttora impiegata come luogo di attività sindacale apre più di un dubbio sulla sua destinazione futura. Noi chiediamo evidentemente che questo capannone resti invece a nostro uso per tutte le attività che quotidianamente facciamo. Ecco, siamo preoccupati ovviamente perché il fatto che poi il Comune intervenga per acquistare questo capannone significa che non ci sono le garanzie perché resti così. I sindacati peraltro non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale né da ENI né dal Comune di Venezia e le notizie sul passaggio di proprietà le hanno apprese dai mass media. Oggi ho sollecitato l'amministrazione del Comune di Venezia. Noi abbiamo già scritto più volte la richiesta di un incontro e mi hanno così risposto che sono disponibili a mettere a calendario un incontro nel mese di maggio. L'incontro noi l'abbiamo chiesto ovviamente per capire l'uso del capannone. La posizione di CGIL Cislewil è di una ferma contrarietà a qualsiasi uso di questo ambiente che sia diverso rispetto all'incontro con i lavoratori e con il mondo del lavoro. Di qui sono passate tutte le lotte sindacali del petrolchimico, lotte sindacali per il mantenimento dei posti di lavoro, quel che più conta, lotte sindacali per la sicurezza sui posti di lavoro, perché già negli anni 70-80 qui si discuteva di sicurezza, quello che oggi è tema all'ordine del giorno degli infortuni e le morti sul lavoro. Di qui sono passate, ha fatto scuola questo capannone.